Il 23 febbraio a Brescia inizierà il processo a suo carico, ma lui non ci sarà. La Russia è la mia casa, qui ho il mio lavoro, i miei interessi e le mie principali relazioni, dice Lanfranco Cirillo in queste ore. Al momento non ho motivo e neppure desiderio di rientrare in Italia, visto il trattamento che mi è stato riservato. 63 anni, trevigiano d'origine vittoriese, per anni residente nel Bresciano e oggi cittadino russo, per decreto presidenziale di quello stesso Putin per il quale ha costruito la lussuosa dacia d'inverno. Per questo è conosciuto come l'architetto di Putin, oltre che di decine di oligarchi russi. Da tempo è colpito da un mandato d'arresto firmato dalla Procura di Brescia nell'ambito di una complessa inchiesta per reati fiscali che ha portato al sequestro di beni per 140 milioni di euro. Per la giustizia italiana è latitante, ma lui la pensa diversamente. Mi è stato detto che non avrei neppure la possibilità di prendere un aereo per venire in Italia a difendermi perché è stato diffuso un mandato Interpol nei miei confronti, racconta Cirillo, addirittura una red notice normalmente riservata a terroristi e narcotrafficanti. Ma non capisco due cose. A cosa serve un mandato Interpol quando l'autorità giudiziaria italiana non ha nessun bisogno di cercarmi perché sa benissimo dove sono e conosce il mio indirizzo? Secondo, perché è stato chiesto un mandato Interpol e invece non viene chiesta la mia estradizione in Italia con la ordinaria procedura di legge che consentirebbe di conoscere quali sono le contestazioni che mi riguardano e i documenti su cui si fonderebbero. È un trattamento speciale che trovo molto strano. Abitazioni di lusso, conti correnti, denaro contante, gioielli, opere d'arte e persino un elicottero sono alcuni dei beni sequestrati dalla Guardia di Finanza di Brescia. Il professionista è indagato in quanto non avrebbe dichiarato redditi per decine di milioni di euro dal 2013 al 2019, pur mantenendo in Italia il centro dei propri interessi familiari, affettivi ed economico-patrimoniali, secondo gli inquirenti. Ma Cirillo da Mosca parla di accanimento e persecuzione perché mi hanno portato via tutto. La mia prima colpa, conclude, è di aver vissuto in Russia per 20 anni e di aver lavorato e costruito per gli oligarchi. Prossimo capitolo il 23 febbraio in tribunale a Brescia, ma senza l'architetto di Putin.